Signore e signori, buon pomeriggio e benvenuti. Un saluto vi giunge dal Palapertini di Fiano Romano. Siamo qui per raccontarvi la Serie 2 di calcetto per il girone B. Oggi in campo Roma contro FB5 Team Roma. Il saluto al pubblico delle due compagini. Già terminato il sorteggio, quasi tutto pronto per l'inizio della gara. Appena arrivato il fischio d'apertura da parte del direttore di gara, il match prende ufficialmente avvio. Prova a farsi servire da Bartolini, pallone che non passa, poi Masini, in qualche modo sfera che arriva dalle parti di Vitali. Prova a farsi vedere Ceccobelli con il tunnel, ma il pallone rimane lì nella tre quarti campo difensiva della Roma. Ancora con Ceccobelli, in attesa di qualche movimento, si fa vedere in appoggio Vitale che poi manda la 20 verso la porta. Ceccobelli con il destro non è riuscita ad inquadrare i pali, fa proseguire il direttore di gara. Vitali dentro per Ceccobelli, arriva il gol dell'1-0 della squadra di casa, la firma è quella di Ceccobelli, il minuto è il quarto di gioco, 1-0 per la Roma, ripetiamo, Ceccobelli. Adesso ci prova la FB5, attenzione al pallone per Carattoli, deviazione di Masini, poi palo, azione che prosegue con la conclusione sull'esterno della rete. La stessa Ceccobelli, giocatrice che ha sbloccato il risultato, pronta a battere la rimessa, quasi oltre il tempo consentito, poi il pallone in avanti verso Marroni, è mal calcolato, buona la chiusura di Bartolini, attenzione alla ripartenza della Roma, proprio con Ceccobelli che prova a servire Marroni, si fa trovare pronta Guzzino su questo intervento. Sarà una nuova manovra d'attacco, subito stroncata per il buon intervento di Lomastro, battuta velocemente la rimessa. Marchitti per Spoletini, prova a giocare centralmente, ottimo. La chiusura di Marroni che subito rilancia Ceccobelli in avanti, prova a prendere il fianco destro, Ceccobelli mette dentro, pallone che torna dalle sue parti, quindi verso Marroni, e con il mancino non trova la giusta coordinazione, già pericolosa nel primo tempo. Roma che ha recuperato il possesso, Marroni, fascia di destra, prova a scaricare su Vitali, si fa trovare smarcata ancora la 99 che può tagliare il campo centralmente. Attenzione a Marroni, guadagna una buona posizione per concludere, ottima ancora la risposta da parte di Guzzino, poi attenzione dall'altra parte, non riesce a ricevere questo pallone Ascensi, prova a gestire questi ultimi 70 secondi di partita la Roma, il pallone verso De Luca, la sterzata, poi la conclusione di Bartolini con deviazione di Carattoli e arriva così il gol del 2-0 della Roma ad un minuto dallo scadere del primo tempo, il gol che porta alla firma di Bartolini, è 2-0. E allora finisce qui la prima frazione di gara di Roma FB5 Team Roma, il parziale è di 2-0 in favore della squadra di casa. Secondo tempo che sta per riprendere, si attende il fischio dell'arbitro che non tarda ad arrivare. Allora Bartolini batte la rimessa dialogando con la capitana, poi attenzione a Moretti che ruba il pallone, la conclusione che si stampa sul palo, poi l'anticipo di Bartolini che mette fuori su Vitali che prova a prendere posizione, buono l'intervento su di lei di Cicconi che in seconda battuta recupera il pallone, prova a rilanciare le sue, Carattoli mette dentro l'opposizione da parte di D'Amelia, poi attenzione perché c'è una prateria per Vitali davanti la porta, il suggerimento e arriva la rete da parte di Bartolini, è il 3-0 della Roma al terzo minuto della seconda frazione di gara, ancora lei, ancora Bartolini, giocatrici della squadra ospite. Intanto attenzione a Ceccobelli davanti la porta, questa volta Guzzino riesce ad imporsi, non è finita qui, opportunità per Bartolini che ci pensa, poi il pallone per Masini, ribattuto con il passaggio sbagliato qui, oppure ottimo intervento in anticipo da parte di Moretti che mette dentro e Machela riesce a trafiggere D'Amelia, cambia nuovamente il risultato, adesso
È 3-1 FB5 Team Roma che torna in partita. Una giocatrice dotata di buona corsa, anche come Ilaria Carattoli. Quindi Roma, attenzione al pallone, giocato per Bruschi, che raccoglie l'assist di Bartolini e va a depositare in rete alle spalle di Guzzino. Cambia nuovamente il risultato nel secondo tempo. Adesso è Roma 4, FB5 Team Roma 1 secondi. Attenzione alla rimessa battuta da Fofi, di fatto servita nuovamente la conclusione. Buono intervento di D'Amelia, fretta sul velluto senza forzare la giocata. La Roma, Ceccobelli prova a superare l'avversaria con il controllo a seguire. Poi attenzione a De Luca che recupera il suggerimento per Ceccobelli, che rimette dentro ancora per De Luca, ed è 5-1 la firma di De Luca ad arrotondare ulteriormente il passivo al 16° di gioco. È 5-1 Roma il gol di De Luca. L'avversaria, poi Ceccobelli rimette dentro. Attenzione al lavoro da parte di Cecavicchi, che non è riuscita a dare pericolosità al colpo di tacco. Poi in qualche modo il pallone raggiunge De Luca, mette a terra Guzzino e poi va a realizzare la propria doppietta personale ed il gol del 6-1 della Roma per Ceccobelli. Il pallone termina facilmente fra le braccia di Guzzino, poi Vitale prova ad andare in anticipo. Attenzione perché è scopertissima la retroguardia della Roma con Carattoli che prova a mettere dentro, e poi è molto sfortunata Bartolini, che si trova esattamente sulla traiettoria, colpisce con il ginocchio, va a depositare il pallone nella propria porta. Cambia il passivo ad 1 minuto dal termine del match, è 6-2. C'è tempo per un ultimo assalto dell'FB5 Team Roma con Moretti. Attenzione alla numero 2 che rientra, la conclusione, ottima l'opposizione dell'estremo difensore. E allora finisce qui, arrivano i 3 fischi da parte del direttore di gara, arrivano i primi 3 punti per la Roma che si impone sull'FB5 Team Roma con il risultato finale di 6-2. E allora siamo qui con Martina Bartolini, che oggi ha dato il suo contributo alla Roma per arrivare a questi primi 3 punti stagionali, un gol oggi a referto, ottima prestazione corale ed individuale. Allora Martina, la prima cosa che ti voglio chiedere è un commento a caldo sulla partita. Allora, molto importanti sono stati i 3 punti fatti oggi. Veniamo dalla prima di campionato, abbiamo fatto una sconfitta e sicuramente vincere oggi è stata una cosa importante a livello di gruppo per tutti quanti e per poter continuare al meglio il nostro cammino in questo nuovo campionato. Voglio anche un commento sulla tua prestazione. Si può fare sempre meglio, purtroppo ho fatto un autogol, ho anche segnato un gol, partita dopo partita sicuramente si può migliorare e si deve migliorare. E allora, a proposito di miglioramenti, la prima giornata non è stata certo molto felice per voi, ripetiamo, sono arrivati oggi i primi 3 punti. Ti voglio chiedere, nel tempo intercorso proprio in questa settimana, cosa vi ha detto il vostro allenatore, quali sono stati i suggerimenti che avete raccolto e sui quali avete lavorato che vi hanno permesso oggi di vincere? Il mister ci ha detto di credere più in noi stesse e di fare un lavoro di squadra. Oggi ce l'abbiamo messa tutta, abbiamo giocato di squadra ed è così che dobbiamo continuare a giocare. Grazie Martina, un'ultima cosa ti volevo chiedere. Oggi vi siete imposte con un risultato rotondo, ma oltre ai 3 punti, i primi 3 della stagione, cosa vi portate a casa? Ci portiamo a casa una discreta prova, come ho detto si può sempre fare meglio e questo è il nostro obiettivo, di gara in gara fare sempre di più. Dove punta la Roma quest'anno? L'obiettivo è quello di puntare in alto, quindi salire sarebbe un grande sogno, speriamo di riuscirci. E allora, alla luce di questo obiettivo vanno tutti i miei in bocca al lupo, io rinnovo i miei complimenti a Martina Bartolini, grazie. E allora siamo con De Luca e Bruschi, alle quali appartengono 3 dei 6 gol messi a segno quest'oggi dalla Roma. Vogliamo sinteticamente un commento a caldo sulla vostra prestazione e sulla partita. Ma penso di aver giocato abbastanza bene, ho dato sicuramente il massimo che ho potuto, sono contenta di aver segnato anche quasi subito e di aver fatto l'ultimo assist.
quindi globalmente direi una buona prestazione. Ma questo... Si può dire soddisfatta. Adesso passiamo la palla a Fabiola De Luca. Ovviamente super soddisfatta sia per la doppietta che per la squadra, c'è stata un'unione proprio a livello anche dei 6 gol, c'è stato un duo di passaggi e quindi non c'è stato egoismo e questa è una squadra, quindi penso che possiamo sempre migliorare, di certo lo faremo, però per il momento buono così. E allora, soddisfatte ma consapevoli che si può sempre migliorare, ringraziamo ancora De Luca e Bruschi. Grazie. Grazie a voi.